Il codice doganale può essere modificato. Il Parlamento può modificare qualsiasi legge, il Consiglio dell'Unione può modificare qualsiasi legge. Il problema è che ci vuole la volontà politica per farle. E la richiesta deve essere sufficientemente forte per poter fare una... Se ci è riuscita Gioia Tauro con una circolare delle locali, non ci dovremmo riuscire noi che ce l'abbiamo nello statuto comunistico. Questa è un'assurdità, come è un'assurdità anche l'obiezione che è stata fatta dove si dice ma i termini per le modifiche sono scaduti. A parte che in questo caso noi stiamo parlando di un'integrazione e non di una modifica di istituti del codice doganale, perché noi stiamo chiedendo di essere inseriti in quell'istituto lì della zona franca integrata, non stiamo chiedendo certo una creazione di un nuovo istituto o altre cose. Quindi noi non rientreremo neanche nel limite fantomatico delle modifiche che non si capisce bene quando scadesse, ma che comunque, perché chi fa questa obiezione si guarda bene da citare i testi normativi e da dire e lo dice questa norma. No, io tutte le obiezioni che ho avuto sono obiezioni basate su parole, cioè tutti mi dicono questo non si può fare, quest'altro non si può fare, sì, parli di quella norma